Lei è Cinzia Paolina De Lio, 56 anni per tutti, la professoressa assenteista di storia e filosofia che in 24 anni di servizio ne ha lavorati soltanto 4. Per questo la Cassazione l'ha destituita dal servizio per totale inettitudine, si legge nella sentenza. Vicenda conclusasi con la rimozione decisa dal MIUR. Nei 10 anni di cattedra ottenuta al liceo veronese di Chioggia, praticamente nessuno tra i professori dice di ricordarsela, ad eccezione della dirigente scolastica che l'ha segnalata al provveditorato prima e al ministero poi, e degli studenti che l'hanno conosciuta nei soli 4 mesi di presenza. Lei oggi è diventata un caso mediatico nazionale e la domanda che in tanti si pongono è: come è stato possibile accumulare tante assenze senza che venisse applicato il contratto collettivo nazionale, anche con la sola regola del famoso comporto, che conteggia il periodo di malattia oltre il quale scatta il licenziamento? L'unica riflessione che posso fare è che i lavoratori della scuola, come tutti i lavoratori, seguono le regole che derivano da un contratto nazionale, per cui tutte le assenze devono essere certificate o devono essere autorizzate dal dirigente. Quindi un'assenza così prolungata di 20 anni su 24 risulta quantomeno poco comprensibile, a mio avviso. E se il ministro Valditara richiama alta dignità del proprio ruolo, lei, la prof assenteista, si difende: vicenda unica e surreale la mia, dice, ma intanto non rilascia alcuna dichiarazione alla stampa. Lo farà quando rientrerà dalle vacanze a mare, sembra, nella sua casa calabrese. Poi, da giornalista qual è, sostiene sempre la stessa, saprà cosa dire al momento debito. Meglio intanto rilassarsi tra sole e mare.